Siamo nel cuore della Toscana e più precisamente a Greve in Chianti, dove il Dio Bacco e il Gallo Nero hanno eletto la propria dimora. Ad accoglierci il sindaco di Greve in Chianti, il dottor Alberto Bencistà. Signor sindaco, buongiorno e benvenuto su HTO. Buongiorno e benvenuti a Greve in Chianti. Grazie. Signor sindaco, il Dio Bacco è conosciuto da tutti, ma forse non tutti i nostri telespettatori conoscono chi è il Gallo Nero. Ce lo può presentare? Il Gallo Nero è un consorzio di produttori di una zona che si chiama Chianti. In questa zona, che è situata tra Firenze e Siena, è la zona di produzione del famoso vino Chianti Classico. 42 anni ma non li dimostra. Naturalmente stiamo parlando della 42esima esposizione del Chianti Classico, un sodalizio ormai divenuto una tradizione per Greve in Chianti. Sì, questa è una manifestazione che appunto ha 42 anni, è nata nel 1970 e ha accompagnato un po' la storia del vino Chianti Classico in questi anni. Una storia fatta di luce e di ombre, di successi e di difficoltà. Ora siamo in una fase di crisi ma che stiamo superando e proprio questa edizione, la 42esima, 42 anni ben portati, è la forse manifestazione più importante degli ultimi anni perché sarà quella che dimostrerà in concreto la volontà di riscatto, di rinascita, di ripresa dei viticoltori chiantigiani. Signor sindaco, parliamo di Chianti Classico e non di Chianti. Può spiegare ai nostri telespettatori la differenza che esiste tra Chianti Classico e Chianti? Lei ha ragione a farmi questa domanda perché è una domanda che ci viene ripetuta molte volte e soprattutto quando andiamo all'estero è difficile spiegarla, perché questa appartiene un po' alla storia della viticoltura toscana e italiana. Allora, Chianti Classico vuol dire che è il vino del territorio di più antica origine come denominazione, cioè il Chianti. Cioè il Chianti è un'indicazione geografica, il Chianti Classico è una denominazione vinicola. Però anche il Chianti è una denominazione vinicola, allora non è facilissimo far capire che il Chianti da un punto di vista geografico comprende 8 comuni, è una zona situata tra Firenze e Siena. Greve in Chianti è il comune baricentrico, è il comune che ha il maggior numero di aziende vitivinicole, il maggior numero di aziende olivicole, il maggior numero di posti letto in agriturismo, quindi è un po' la capitale del Chianti. Il Chianti da un punto di vista geografico, quindi sono 8 comuni. In questi 8 comuni viene prodotto il vino Chianti Classico. Cosa vuol dire classico? Vuol dire che c'è il vino Chianti prodotto nel territorio più antico come origine. Poi negli anni successivi alla storia del Chianti, il vino Chianti ha occupato 4 province. Quindi il vino Chianti occupa un'area molto più vasta del territorio Chianti. Il territorio Chianti corrisponde al Chianti Classico, il vino Chianti occupa territori molto più ampi del Chianti da un punto di vista geografico. Cosa significa per il comune di Greve in Chianti organizzare questa manifestazione ed ospitare così tanti produttori di Chianti Classico? E sappiamo anche peraltro che quest'anno sono anche aumentati rispetto agli anni scorsi. Sì, noi abbiamo quest'anno 52 produttori presenti direttamente in piazza e nello stand di degustazione abbiamo circa 120 etichette che i visitatori possono degustare. Allora, questa è una delle piazze più importanti della Toscana, quindi questa manifestazione significa la presentazione dei produttori, il contatto diretto con i produttori da un punto di vista umano e commerciale, cosa che non sempre avviene, no? Perché nelle fiere c'è casomai un'alta presentazione da un punto di vista tecnologico, ma questo rapporto umano manca. Quindi poter incontrare il produttore nel proprio territorio di produzione, in una delle piazze più belle della Toscana, una piazza storica della Toscana. Ricordo che Lorenzo il Magnifico nella Nencia da Barberino dice: sono stato al mercato a Greve e a Figline. È ovviamente un'occasione irripetibile sia per i produttori ma anche per i visitatori e infatti i visitatori sono tantissimi. Quali politiche ha intrapreso o sta intraprendendo il comune di Greve in Chianti per promuovere e valorizzare questa ricchezza e anche il suo territorio? Dunque, per noi il turismo è una componente fondamentale della nostra economia, quindi l'azione di promozione è fondamentale e devo dire che anche questa stagione turistica, che è una stagione di crisi per molte altre zone, sia d'Italia che della Toscana, invece dal nostro punto di vista sta ottenendo dei risultati piuttosto positivi perché tutta la nostra promozione si basa sull'abbinamento tra territorio e ambiente e eccellenza dei prodotti, cioè chi viene in Chianti ha la possibilità di visitare castelli, aziende, ville inserite in un ambiente, in un contesto naturale unico
e poter degustare prodotti che appartengono alla nostra tradizione, quindi anche se c'è stata ovviamente un'evoluzione, ma l'eccellenza, la qualità è per noi una componente fondamentale. Tant'è vero, da noi stanno crescendo molto, anche nel settore viticolo, le produzioni biologiche. Tant'è vero, abbiamo fatto il primo biodistretto, il primo distretto biologico a livello nazionale nel settore della viticoltura e dell'olivicoltura. E poi c'è una componente fondamentale nel nostro turismo, che è l'agriturismo. Su questo ogni tanto c'è un po' di confusione. L'agriturismo non è semplicemente il turismo in campagna. L'agriturismo è il turismo in campagna fatto dall'agricoltore, cioè il turista entra nell'azienda agricola, è ospitato e accolto dal coltivatore e quindi c'è un ulteriore rapporto diretto con la nostra realtà produttiva più importante, che è l'agricoltura. Oggi per fortuna c'è una riflessione nazionale sul futuro dell'agricoltura. Si è creduto negli anni passati che con l'industrializzazione si sarebbero risolti tutti i nostri problemi economici. Non è così, anzi per fortuna, non perché l'industria è in crisi, noi auguriamo e auspichiamo ovviamente che l'industria riprenda, ma sicuramente il nostro futuro, il futuro dell'Italia dipenderà anche e molto dalla ripresa dell'agricoltura. I visitatori che vengono qui a Greve in Chianti sono solo italiani o provengono anche da altre parti del mondo? La grande maggioranza sono stranieri, perché è chiaro che per gli italiani sono momenti particolarmente difficili, quindi c'è anche una caduta dei consumi e quindi anche nella componente turistica è cresciuta molto la componente straniera e è diminuita la componente italiana. Noi abbiamo un turismo particolare che è quello americano, che è quello del nord Europa, quindi un turismo diciamo ricco, un turismo colto che ricerca appunto le eccellenze ma anche la qualità della vita, anche occasioni culturali eccetera. Negli ultimi anni c'è una importante componente asiatica, soprattutto dalla Corea. Basti ricordare che all'inaugurazione di giovedì scorso di questa manifestazione era presente la più importante televisione di Shanghai. Quali altre manifestazioni o eventi ci sono a Corredo? Dunque ovviamente il protagonista principale è il vino. E nella piazza, la piazza è il salotto dedicato al vino. Però noi ovviamente promuoviamo tutti i prodotti dell'agricoltura, quindi anche l'olio extravergine d'oliva che è presente negli stand e poi anche con quei prodotti che stanno crescendo in questi anni a corredo del prodotto principale. Penso al zafferano, penso all'iris, penso a tante altre nuove produzioni. Poi ovviamente abbiamo portato l'ufficio turistico in piazza, perché le domande che fanno soprattutto i turisti stranieri, entrando in contatto, solamente visitando la piazza, ma vogliono conoscere immediatamente il territorio, quindi la componente turistica è fondamentale. Poi c'è una componente di artigianato, artistico e tradizionale, anch'essa per noi molto importante, che in varie manifestazioni è di contorno alla manifestazione di piazza. C'è molta musica, perché la musica è l'accompagnamento ideale per il vino e poi soprattutto c'è una enogastronomia particolare, perché in questa occasione i ristoranti di Greve sempre sono all'altezza del territorio, ma in questa occasione particolare preparano anche menù adeguati per valorizzare ulteriormente il vino Chianti classico Gallo Nero. Signor Sindaco, quanti estimatori o appassionati si prevede che verranno a visitare questi stand quest'anno rispetto anche magari agli anni precedenti? Dunque, siccome quest'anno è un anno di crisi, noi mettevamo in conto una diminuzione. Abbiamo per ora avuto la piacevole sorpresa di vedere addirittura un aumento. Come calcoliamo noi un po' l'aumento? Lo calcoliamo dai bicchieri che vendiamo, che è solo un indicatore, perché ovviamente non siamo solo noi, nello stand di degustazione vendiamo i bicchieri, quindi ai bicchieri che vendiamo noi vanno aggiunti i presunti altri bicchieri che vengono venduti a giro. Noi vendiamo circa 8.000 bicchieri, quindi vuol dire che solamente coloro che vengono per degustare il vino si aggirano intorno alle 10.000 presenze. Giovedì sera noi abbiamo venduto 180 bicchieri in più rispetto all'anno passato e il venerdì sera abbiamo fatto la stessa cifra, ma ripeto, ci sono oltre la piazza tanti altri punti nel paese, quindi questo numero va moltiplicato per X, ma noi calcoliamo che
abbiamo nell'arco delle 4 giornate circa 50.000 presenze e quindi questa è la più importante manifestazione enogastronomica a livello regionale e sicuramente una delle più importanti a livello nazionale. Faremo il bilancio a domenica sera, ma dalle premesse sicuramente anche l'edizione di quest'anno sarà un grande successo. Signor Sindaco, allora l'appuntamento è per il prossimo anno? L'appuntamento per il prossimo anno, la seconda settimana di settembre, vi aspettiamo a Greve in Chianti. Signor Sindaco, concludendo, so che lei vuole salutare i nostri telespettatori. Ma veramente un saluto cordialissimo e sincero ai vostri telespettatori. Se venite a Greve in Chianti venite a trovarmi, l'ufficio del sindaco è sempre aperto, c'è un ufficio turistico che vi darà tutte le informazioni, è un'occasione comunque quella dell'Expo del Chianti Classico, unica per conoscere un territorio e i suoi prodotti d'eccellenza. Ringrazio il dottor Alberto Bencistà, il sindaco di Greve in Chianti, per la sua accoglienza e la sua gentilezza, che naturalmente contraddistinguono le genti di questo territorio. Michela Cossidente in compagnia del dottor Alberto Bencistà, sindaco di Greve in Chianti, per HTO Greve in Chianti.